Buongiorno a tutti, grazie Fiorello, grazie Confindifesa, grazie all'istituto che ci ospita. Oggi vado a presentare quello che è Fantic F, una ripresentazione, diciamo, quindi un prodotto che non è certo una novità sul mercato, è un antipronosporico, una miscela di Benalaxil-M più forte, perché ad oggi siamo qui a parlare di Benalaxil-M, come dicevo la molecola è una fenilamide presente sul mercato ormai da diversi anni. E il motivo è perché la coperta, lo sappiamo, in termini di principi attivi per la difesa dal pronosporo è sempre più corta, quindi molecole nuove non se ne vedono, è più facile vedere molecole che tendono a uscire dal mercato. Quindi diventa fondamentale saper utilizzare quelle che sono tutte le molecole che abbiamo a disposizione nel disciplinare di difesa integrata. Per saperle utilizzare al meglio è fondamentale conoscere le loro caratteristiche tecniche. Noi come Gowan in questi anni abbiamo fatto un grande lavoro di riclassificazione e di riposizionamento tecnico della molecola, e quindi ad oggi una parte della presentazione sarà proprio in funzione di spiegare quello che è la molecola Benalaxil-M. Andando a vedere quello che è il prodotto come dosaggio su 2 kg ettaro per i 3 trattamenti massimo all'anno. Ci tendo a sottolineare quella che è la composizione. La componente Folpet si va a dare un quantitativo di grammi di principio attivo Folpet ettaro molto vicino a quello che è un dosaggio pieno, e nel momento in cui si va a utilizzare un formulato Folpet 80% presente sul mercato, comunque un quantitativo molto più alto rispetto ad altri formulati simili presenti sul mercato con altri fenilamidi. Veniamo a vedere la miscela, di cosa parliamo. La molecola, parliamo di Benalaxil-M, perché M, quando parliamo di fenilamidi e di Benalaxil, sono molecole chirali. Chirali vuol dire che esistono, sono presenti come forme isomeriche, quindi abbiamo la stessa molecola con formula chimica uguale ma disposizione spaziale diversa. Questa disposizione spaziale ci determina anche caratteristiche diverse, caratteristiche fondamentali per noi, perché nel momento in cui parliamo dell'isomero S, ad esempio, non è attivo come fungicida, invece l'R è attivo come fungicida. I primi anni, quando è stato lanciato il prodotto, il principio attivo Benalaxil, si parlava di Benalaxil. Ad oggi, quando si parla di Fantic F, si parla di Benalaxil-M, quindi 100% miscela con l'isomero attivo come fungicida. Già detto, stiamo parlando di fenilamidi, quindi sono molecole che lavorano a livello del blocco della sintesi degli acidi nucleici, a livello del fungo, molecole, come già detto, non nuove, presenti sul mercato ormai da una trentina di anni, comunque tuttora continuano a garantire un certo standard di efficacia, magari non più con i tempi e i timing di applicazione che potevano esserci nei primi periodi, dove si andava a consigliare i 14-16 giorni, ma comunque sono molecole tuttora affidabili. Un altro valore aggiunto che ha la molecola Benalaxil-M è quello della bontà a livello ecotossicologico. Abbiamo visto quanto è importante approcciarsi al mercato con dei prodotti che possono essere utilizzati, possono essere futuribili. La molecola ha un ottimo comportamento a livello di acqua e suolo, e per le caratteristiche che ha, che poi vedremo, si lega fortemente a quelle che sono le particelle del suolo dopo l'applicazione, andando a impedire la lisciviazione a livello delle falde. E questo è il motivo per cui a livello di disciplinare Regione Veneto sono ammessi 3 trattamenti come Benalaxil-M nel gruppo delle fenilamidi, contro massimo 2 trattamenti delle altre fenilamidi. Ottimo profilo anche su api e insetti utili, quindi non è tossico, e a livello umano prodotto non cancerogeno e non teratogeno. Arriviamo a vedere quella che è la carta d'identità che più ci interessa per capire come si comporta il prodotto in pianta. Andiamo a vedere quella che è la sua mobilità, quindi intesa come la solubilità in acqua, e quella che è la sua affinità leggera. Caratteristiche fondamentali, ripeto, per capire come si comporta. Noi la vediamo nel lato destro con un'altissima affinità leggera, quindi coefficiente di ripartizione etanolo-acqua molto simile a quella che è una zoxamide. E non la andiamo a vedere invece a livello di solubilità, la vediamo molto più vicina, simile a un dimetomorf, distante da quello che può essere un fusetile alluminio o Metalaxil-M. Questo è il punto di partenza in cui dobbiamo dire che non stiamo parlando delle solite fenilamidi,
Purtroppo all'inizio la molecola è stata lanciata come una molecola sistemica. La molecola, non stiamo parlando di una molecola sistemica. Se andiamo a vedere i numeri, un log P così alto ci determina di avere un'elevata resistenza di lavamento. Non è una molecola di copertura, pur avendo il log P così alto, bensì quel 33 di solubilità in acqua ci determina di avere una molecola con un comportamento locosistemico. Questa è la slide credo più importante, insieme alla successiva, della presentazione, per capire proprio come si comporta la molecola e perché la nostra voglia di riposizionarla sul mercato. A sinistra vediamo il classico comportamento di un prodotto citotropico, e quindi in grado di sì entrare nell'organo trattato, arrivare nella parte opposta dell'organo trattato, ma non è in grado di andare a ridistribuirsi. Il Benalaxilemme ha un'ottima capacità in primis di legarsi alle cere sulla parte esterna, inoltre il prodotto è in grado di penetrare con la sua capacità locosistemica, sì, mi raggiunge la parte opposta di quello che può essere la foglia trattata, inoltre è in grado di andare a ridistribuirsi nella zona non trattata ed nello stesso tempo è in grado di andare a seguire, come vediamo nell'immagine a destra, quella che è la crescita vegetale della foglia. Quindi vado a trattare oggi con una foglia che ha un certo diametro e nell'arco dei 2-3 giorni che il diametro raddoppia, il prodotto è in grado di andare a seguire quello che è proprio la crescita. Quindi il prodotto, uno, non è dilavabile per l'alto livello di la capacità di legarsi le cere, inoltre perché il prodotto penetra. E quello che abbiamo visto nell'immagine l'abbiamo dimostrato anche con degli studi. Qui siamo andati a vedere effettivamente quello che è il comportamento del Benalaxilemme in pianta. Partiamo a sinistra, i due puntini neri dove è stato posizionato il prodotto in purezza insieme a un marcatore molecolare C14, carbonio C14. Vediamo nell'arco delle 24 ore il prodotto dove è andato, quindi è riuscito ad andare a coprire le prime 2 foglie, nelle 48 ore è andato a coprire le 2 foglie più una terza, quindi siamo andati a vedere quello che è effettivamente il comportamento di una molecola locosistemica. È importante sottolineare qua che nell'apice, quindi nelle ultime foglie nuove, il prodotto non è arrivato, ma è riuscito comunque a concentrarsi a livello delle prime foglie. Importante, dal 2016 il prodotto all'import tolerance, quindi può essere utilizzato e prodotto commercializzato anche per l'America. Per quello che abbiamo visto, quindi le caratteristiche tecniche, arriviamo a quello che è un posizionamento nella linea di difesa. Il posizionamento che vogliamo dare al prodotto sono i 2 trattamenti principalmente in prefioritura, e perché in questo periodo qua, dalle caratteristiche che abbiamo visto del prodotto, si posiziona molto bene in una fase in cui noi abbiamo bisogno di un prodotto che vada oltre a quella che è una semplice copertura. Abbiamo visto il prodotto che è in grado di legarsi alle cere, un prodotto che è in grado di penetrare all'interno della vegetazione, ed è un prodotto che è in grado di andarmi a seguire la crescita fogliare, non inteso come apice, quindi mi va a seguire le foglie nuove, sono 1-2 foglie nuove, ma è in grado proprio di andarmi a seguire la crescita e l'espansione di quello che può essere il grappolo o la foglia trattata. Inoltre è in grado di andare a raggiungermi anche delle zone che non sono riuscito a trattare, quindi anche se non ho una copertura eccezionale del prodotto, il prodotto comunque è in grado di andare a ridistribuirsi all'interno della pianta. Il dosaggio sono 2 kg ettaro e, come abbiamo visto prima, per le caratteristiche, il time di intervento che consigliamo sono 7-10 giorni. Nelle situazioni più difficili si può andare a consigliare quello che è l'aggiunta di un CUNEP, quindi fosfonato di potassio, per avere un 3 vie, quindi un fosfonato che mi lavora sulla foglia nuova, un prodotto di copertura come Folpet e quello che è la capacità locosistemica che c'è il Benalaxi. E il terzo trattamento noi andiamo a posizionare nella fase di prechiusura per andare anche a sfruttare quello che è l'azione collaterale che può avere il Folpet. Ma andando a vedere all'interno di una linea che può essere la linea di difesa antipronosporica Dowan, e andiamo a vedere all'inizio quello che noi andiamo a consigliare, trattamenti con prodotti di copertura che può essere la famiglia Rone Extra o il Gencozio, quindi un Misobron, prodotti con grande capacità di andarsi a legare alle cere, quindi ottimi prodotti di copertura. Poi nella fase di prefioritura abbiamo visto la doppietta di trattamento con Fantic-F, abbinato nelle situazioni più difficili con Cuneb, Lectis Trio, quindi in 3 vie, Fantic-F, e poi andiamo a chiudere con Rebut e la linea Europa.
visto quella che è la composizione e come lavora il prodotto nella pianta. È una molecola molto simile a quello che può essere un dimetamorf, quindi il suo posizionamento, ripeto, deve essere al terzo, quarto, quinto trattamento quando vogliamo qualcosa di più persistente, più performante di una semplice copertura. E la soluzione ideale in strategia per gestire problematiche di resistenze, azione collaterale su botrite e l'importare che abbiamo. Vi ringrazio per l'attenzione.